Buongiorno da Leandro Maggi, buongiorno da Porto Tolle, nella ex centrale Enel di Polesine Camerini. I sindaci dei comuni del Parco del Delta, accompagnati dal sindaco Roberto Pizzoli, hanno compiuto un sopralluogo presso la sede dell'ex centrale. I lavori di demolizione e smantellamento delle strutture hanno un valore totale di 40 milioni di euro più 10 milioni solo per le bonifiche e questi lavori hanno avuto inizio a gennaio e presumibilmente avranno fine ad ottobre 2023. Presenti, oltre ai sindaci, l'ingegner capo del progetto Francesco Mangani e il direttore tecnico Mario Ragnolo di Human. Buongiorno Sindaco Pizzoli, lo scopo di questo incontro con i sindaci del Delta? Per noi era importante anche avere i nostri sindaci, i miei colleghi con noi, proprio perché si possa fare anche alcune valutazioni, si possa anche portare qualche idea, avere qualche... No, anche perché all'interno di quest'area nello sviluppo ricadranno tantissime attività che possono coinvolgere ditte o anche persone, associazioni di tutto il territorio, no? Esatto. Del Delta del Po. Francesco Mangani, ingegnere capo del progetto. I lavori in cosa consistono, ingegnere? Tutto quello che c'è dentro viene demolito, ad iniziare dalle parti metalliche e poi si continuerà con i grossi cavalletti sulle quali erano alloggiati le turbine e gli alternatori. Quelli verranno demoliti con un macchinario, un martello demolitore molto grande di dimensioni, perché la struttura è molto grande, e quindi di fatto la porteremo a questo piano campagna. È un piano campagna in cemento armato che poi Figline utilizzerà per il suo sviluppo futuro, cioè senza compromettere più il territorio, cioè togliendo tutto quello che non serve, preservando quello che può essere riutilizzato, cioè quello che abbiamo ai nostri piedi. Loro faranno una parte del loro villaggio qui e nella parte verde invece quello che è compatibile con il verde. Ma il cronoprogramma siete a posto? L'abbiamo rifatto, noi prima avevamo un altro cronoprogramma che però le regole cosa ci dicevano? Che non appena sarebbe stata consolidata la scia l'avremmo rimesso a posto, l'avremmo riparametrato sulla scia. Adesso praticamente sappiamo che ottobre 23, ma non ci sono problemi sul cronoprogramma, anzi se le bonifiche vanno bene riduciamo di un paio di mesi, non di più. In ottobre 23 lo diceva poi la Human che subito dopo cominciano i lavori per... Sì, penso che sia la parte progettuale, mi pare che sia già iniziata, ecco di questo non mi occupo io mi faccio tutta questa parte fino al piano campagna, c'è demolizioni, io dovrò dare l'area pulita e disponibile a, dopodiché c'è una fase progettuale che è già iniziata e che comunque ha un suo decorso, dopodiché c'è la costruzione del villaggio, che come dice Ragnolo quando parla ci vorrà poco, perché un villaggio ecosostenibile in effetti non ha impatti sul territorio, quindi sfruttando quello che c'è in effetti può lavorare bene. Sì, nella progettazione parlava di 18 mesi. Infatti, quindi ho sentito pure io, quindi io non ho competenze su queste cose, nel senso che ho sentito quello che ha detto, per cui sto ripetendo quello che Tutti gli enti coinvolti nella fase bonifica potrebbero rallentare la realizzazione? Al momento nessuno in particolare, noi dobbiamo semplicemente osservare delle regole, ma siccome non abbiamo bonifiche, l'ARPA poi entra nel merito delle bonifiche ambientali, quindi terreni, non ne facciamo in questa fase e quindi da questo punto di vista non è nemmeno un problema, però c'è anche una regola. Normalmente se non ci sono inquinamenti, problemi con ARPA non ce ne dovrebbero essere, però a questa fase ancora non ci siamo arrivati, perché fa parte di quel processo in contraddittorio che deve essere fatto tra proprietà comune ed ente e ARPA, che è ancora in itinere, perché questo si farà quando c'è la variazione di destinazione d'uso del terreno, dell'area. Quindi oggi è industriale, quando io voglio un terreno che va in residenziale devo fare con ARPA tutto un processo che a noi in questo momento non interessa. In questo momento noi abbiamo dal punto di vista ambientale rapporti con la provincia, settore ambiente, perché la provincia per esempio è quella che ha rilasciato l'autorizzazione unica ambientale, no? Prima c'era lo scarico in atmosfera che non esiste più. Sono rimasti gli scarichi nei corpi idrici perché comunque ci sono delle fognature, abbiamo gli depuratori eccetera eccetera, l'abbiamo adattata a questo uso e quindi noi oggi abbiamo a che fare con l'ambiente con la provincia di Rovigo. L'unico ente con cui abbiamo dovuto discutere un po' di più è stato il Genio Civile. Solo questo, gli altri invece sono stati di un rapido che sinceramente mi ha anche sorpreso. Questo qui era il cuore che produceva il vapore in pressione, bruciando l'olio combustibile, alimentava la centrale, cioè faceva camminare come una caldaia di casa in buona sostanza.
gigantesca. Se venite qua, cos'è che faceva qua? Quindi si produceva il vapore, riscaldando produceva il vapore, attenzione, e questa qui sta iniziando ad essere demolita fino a là, siamo partiti da zero, arriveremo fino a 55 metri. quindi era una caldaia alta 55 metri. Quindi la tramoggia a terra a quota zero, quindi è una roba che non si vede molto, una roba del genere. Come avete collaborato col comune di Portotolle? Arrivando in un comune che non aveva mai fatto di queste cose, perché poi è un po' unica, alla fine c'è, come si dice, Madonna che succede, Madonna come si fa, perché è quasi normale, no? Che alla fine si arrivi ad avere questo timore nei confronti, e poi alla fine invece abbiamo preso una strada comune, abbiamo trovato la strada comune, alla fine in un tempo assolutamente non ragionevole, direi ottimo, quindi siamo arrivati alla possibilità di poter demolire nel rispetto di tutte le leggi che governano questo tipo di lavoro. La Human che sta investendo qua e in modo molto importante, noi l'auspicio è quello di vedere sicuramente un villaggio funzionale, e detto questo credo che l'area sia appetibile, lo sta dimostrando le manifestazioni di interesse e la crescita esponenziale che abbiamo nel periodo di visitazione, nel periodo di balneazione, e quindi credo che la prospettiva davanti sia veramente ottimale, ci stiamo mettendo tutto del nostro e anche qualcosa di più per raggiungere quei traguardi che il territorio merita. Quindi stiamo cercando di fare una rete importante, l'organizzazione di gestione della destinazione è inglobata nel parco ma prende tutta l'asta fluviale da Occhiobello a Portotolle, quindi l'obiettivo è quello sicuramente di raggiungere i traguardi per tutto il comune e Polesine merita.